Chiarito e quasi risolto il caso del monumento agli alpini che per molto tempo ha rappresentato il biglietto da visita del centro di Bassano per i visitatori in arrivo da Vicenza. Il cappello di marmo che faceva bella mostra di sé nel bel mezzo del rondò è stato distrutto in un incidente stradale, ma fra poco tornerà al suo posto. Cos'è successo? Ce lo racconta il vice sindaco. C'è stato un incidente stradale, un'auto è fuoriuscita di strada e ha colpito, centrato il monumento lapideo e l'ha praticamente abbastanza distrutto, diciamo, noi usiamo l'abbastanza. La ditta che aveva regalato la scultura alla città in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini ha già fatto un sopralluogo constatando l'entità dei danni. Abbiamo fatto intervenire la ditta Zanchetta Marmi, che era quella che l'aveva costruito e offerto nel Dunata degli Alpini nel 2008, e loro l'hanno visionato a terra, hanno visto che ci sono delle parti che si sono rotte e pertanto non più incollabili, verranno rifatte ex novo. I pezzi possono essere rimossi e ora si deciderà come ripristinare il monumento in tempi rapidi. Tutto si dovrebbe risolvere nelle prossime ore per quanto riguarda quello che si sta vedendo a terra, in quanto la ditta ci fornirà il preventivo per la sistemazione e il magazzino comunale così potrà rimuovere i relitti, chiamiamoli in questo modo, li porterà a magazzino e poi con il contatto con la ditta Zanchetta cercherà di mettere a posto quel che è salvabile.